Le tanto attese barriere acustiche reclamate da amministrazioni e cittadini interessati saranno presto realtà su alcuni tratti delle autostrade della regione. Dopo uno studio acustico con rilevazioni puntuali dei decibel emessi, realizzato in epoca pre-Covid, Autovie Venete ha individuato i punti dove saranno installati pannelli fonoassorbenti ad Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Porcia, Sacile e Sesto Arreghena per il Friuli Occidentale, Gonarse e Pavia di Udine per l'area udinese, Fogliano Re di Puglia, Ronchi dei Legionari e Villesse per il Goriziano. L'incontro di oggi andava su 3 direzioni: quello dell'informazione di quanto si stava facendo, quello del confronto rispetto agli enti locali, quindi i sindaci, e soprattutto la trasparenza. Complessivamente le barriere, grazie a un investimento di 12 milioni di euro da parte di Autovie Venete, avranno un'estensione lineare di circa 4 km, una superficie di quasi 15.000 m2, un'altezza variabile tra 2 e 5 metri e saranno posizionate a protezione delle abitazioni di 22 vie nei tratti di A28, A4, A34 e A23. I tempi, siamo in una redazione della progettazione esecutiva, dopodiché ci sarà l'approvazione del Consiglio di amministrazione di Autovie Venete, approvazione ministeriale, gara e inizio dei lavori entro il 2022. Soddisfatte le amministrazioni comunali. Le tante richieste dei cittadini e del comune di questi ultimi anni hanno trovato un coronamento con degli interventi effettivi, concreti, che riguardano le 2 zone critiche sostanzialmente del comune. Ho visto che alcune zone non rientravano in questi accorgimenti pannelli fonoassorbenti, ma ho visto la piena disponibilità dell'ingegnere di Autovie a riprendere in mano la situazione e vedere se l'area necessita di protezioni.